E me loga sua parti ai monta. Allora, oggi siamo in Guagno scontro di paesani guagnesi. Il cinello di Guagni è natio per i guagnesi l'Udamba Versano. Maria Francesca, mi puoi spiegare perché il tuo paese, il paese di Guagno, è così famoso? Allora, o paese di Guagno è famoso perché abbiamo il nostro eroe, dunque era Domenico Goulet che ha detto Cercinello, dunque si era dopo poco assostato. Dunque Cercinello era il prete di Guagno al XVIII secolo, dunque sarebbe nato nel 1709 e morto in Novio Morbo nel 1771. Dunque, era dunque, come ha detto, un prete, ma era di non un patriotto. E dunque, di qui che vede che è un personaggio assai importante. È stato appena messo da canto perché di Paoli capitata a Soprana all'epoca. Ma di quantunque un personaggio importante perché non si è mai sottomesso a Francia e ha durato anche un 10 con i parrucchiani di non mai rendere l'armi, fin tanto che la sua patria non sarebbe mica liberata. E ha partecipato a Ponte Nuovo e con quelli con sua amica morti, con i guagnesi con sua amica morti in Ponte Nuovo, ha continuato a lotta i mesi dopo a Ponte Nuovo qui in La Pieve. O Cece, o Gian Giacomo, come si chiamano tutti questi luoghi qui che noi vediamo, questi monti? Qui, a parte manca San Luisi, Pagliugni a Boccarinilla, Ubronco, Boccasuglia. Per guardarlo dietro le tinelle, santo l'ideo di Guagno Tritore. Come si chiama su luogo dove c'è la cuccetta? Giusto sopra la costa, c'è costa e Costa Rica. E a cosa di Ugalbari, i tempi cullavano a fare una messa, non so più chi messa era. E a 20 anni 70 Grogia si tronca e sono partito da qui a piedi, sta davanti per anche che era qui, sta driva. Siamo sbucati in su. E il luogo si chiama Ugalbar. Ugalbar. Spero di rivederti un'altra volta. Ora qui ci troviamo davanti a casa dove Cercinelli è nato. Che ci puoi dire davanti a questa casa qui? Il più vecchio quartiere di Guagno è questo qui, che è Opinello, qui ne siamo sicuri. Ubinello si chiama. Opinello, qui si chiama Opinello, qui Guagno è nato qui. Per rapporto a due situazioni, la sicurezza, siamo andati un'altezza e l'acqua, perché cercavano l'acqua innanzitutto, non si impiantò un paese, giù l'acqua era primordiale, donc qui c'è assai acqua tutto intorno, tutte le fontane, piuttosto la savanda qui, l'acqua qui. Dopo Cercinelli è nato qui, hanno messo la placca accanto Pedro Rocche, la soci corsista del 36. Era a Muro, mi pare. A Muro, perché non si sa mica troppo bene, ma penso che questa era in ruina, era stata bruciata dai francesi. Voilà. Guarda che infatti, è un monte castello qui. Si chiama un Monte Castello. Il castello, il monte non si dice amico, un castello. Qua c'è un Monte Giovanni qui, Monte Giovanni e qua i Mussolini. I Mussolini sono qua. I Mussolini E Monte Giovanni a I Mussolini sono in 2 anni. E dopo girando qui è Matucao Businese. Allora qui ci troviamo davanti a un albero appena speciale che io ho di giratoio per fare la imeria, ma c'è una storia a st'albero qui. La storia è semplice, Guagno è un luogo di castagno, un grosso castagneto, un anto comunale. In Guagno c'era 800 ettari di castagno, 800 ettari, c'era poco presso,
70.000 peti castagni, poi stanno a comune, tra il comune, 800 ettari sono comunali, appartengono al comune. E questo è un po' la simbolica del paese, perché è vero che qua serve di giratoio, ma il castagno a Crociò fa parte della storia di Guagni. Abbia compassione di un infelice che vado piangendo. Allora, qui ci troviamo davanti a luoghi speciali. Come si chiama qui, sul luogo dove c'è questa grossa reccia qui? Qui vedi ciò. Il liccione? Oui. E c'è un luogo dove c'è l'acqua che corre sempre? Ci sono tutti i dragoni qui. Un dragone? Voilà. Dragone. Poi verso qui, questi luoghi qui... Qui è Caruccio. Qui sotto. Caruccio. Voilà. Caruccio si sa per chi? Un po' io Caruccio li chiamo. Accanto a Caruccio, come si chiama questo luogo dove c'è un castagno? Qui è Morga. E c'è un detto non ti muovo? Non ti ha detto c'è Morga, dice una fontana di Morga o tomba Borga. O ciò che li dice, no? Sarebbe più buona di Guagno? Ah, più buona, questa non sappiamo mica, acqua è buona, ma se lei è più buona di quanto sappiamo mica. E qui a casa di Ada, appena sotto, I chiusilli qua. E poi a casa in su? Buona cena. Buona cena forse perché si mangiava bene. Si mangiava bene, ma a Rigia non può essere così, buona cena. Allora, sai il rattagù come si chiama? Questa ha girato un corso. E c'è un piccolo C'è una canzone che gira tutti i poggi e dice no, ha girato un corso che una girata spagnola. A che colle a che fa, ne sta poi una picciola. Buono, ma adesso le girate sicuro. Questa stretta qui sbocca a casa comune, come si chiama? Questa qui si chiama Scete Sciancato. Sciancato, non si sa mica perché? Non si sa mica perché, ma l'abbiamo sempre chiamata così. Scete Sciancato. Allora, in dove ci troviamo qui? Qui ci troviamo la Voccoialico, dopo che vuole sapere, ci basta qui, giusto qui la Voccoialico. Ci basterà, intanto. E sotto la Bocca Ugiarico c'è un luogo che quando tu eri giovane, tu volevi mica che tu No, mica io, i vecchi più vecchi che me, che quando erano zitili, i vecchi li dicevano non andate mica a giocare sotto su castagno, che su castagno si chiama castagno strangolato, che qui erano i francesi che erano appiccati i guagnesi, che gli facevano resistenza contro i francesi, e dunque si sono fermi appiccati qui. Tintile ghibali la domba, gussammo guscio, a ogni esontiero. Allora, qui ci troviamo a punta e questa croce qui che ci puoi contare? Beh, il fatto che si è passato quando hanno pisato a Groge, eravamo verso il 1850, penso, era l'epoca di Padre Albino. Padre Albino è diventato santo, era padre al convento di Viga, ha fatto un giro di Corsica portando a notizia di Dio e tutto. E qui, quando la gente non la faceva mica a pisare a Groge, la storia dice che ha messo la mano addosso e ha detto Groge pesati. E qui la gente è giunta a pisare a Groge e a mettere in piazza. Ecco. Quello si può dire anche qui. Allora, partendo da Upinelli, chi sono questi luoghi verso la dritta? Beh, a Violancina, in su, quella che è casonata Maiò, e sotto giocava la Reccia. Un tubuglio. Dopo rivenendo verso qui? Rivenendo verso qui la Magliadetta, cioè qui a Piana, a Piazza Comune, e più colacci, questa è la Magliadetta. Sul luogo dove c'è i castagni secchi, ne abbiamo parlato non, ma ci puoi spiegare? Ma quando c'è i castagni secchi, vedo la Ucchetta, cioè l'anziano cemitiero, si chiama Veriolo. Il cemitiero Veriolo. Renzo, ci potete contare un villaggio che è stato scritto dai guagnesi per l'onore di Circini? Cioè di che, filare così si ne scrive parecchio.
andando a ogni punto del paese, certo erano un poco ridicoli o schianzati, cioè, come questo dice, o come le belle guagno, ma visto di Usorbello, ma o più che piace a me è a Piazza Lupinelli, poi anni e anni già a casa di Cercinelli. Allora, ci riferma sempre persone che conoscono i nomi di questi luoghi in Guagno, che abbiamo visto oggi. Siamo sempre parecchi a conoscere, poi dei giovani che conoscono noi, perché parecchi giovani conoscono i nomi delle nostre località. Per esempio, tu Natale ci puoi spiegare appena come ti è venuto, tu conosci questi luoghi o no? Io conosco c'è Licciola, c'è Obinello, c'è a Ponte, in dove siamo qui, c'è il Pianello, in dove paese. E come ti è venuto da imparare questi luoghi? Per esempio il mio babbo, e a mia mamma, il mio babbo e l'altra gente del paese. E per te è importante di mantenere questa ricchezza, i giovani, è importante per te di mantenere questa ricchezza o no? E io per dire all'altra generazione che hanno da Yonge e tutto questo. I ricini luri guagne dive pe guagnesi lo sangue versato per Milano sono mia viuva le rose per sempre cantato e per guardare luce tre sentinelle Sant'Ulisio Giovanni Tritore. Il cinello di Guagne Nadio per i guagnesi lo sangue versato per Milano sono media viuda le rose per sempre cantato.